Buongiorno e benvenuti a 7 in punto, ben svegliati. Questa mattina vogliamo affrontare con Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno Vogliamo affrontare insieme a lei come si affronta, scusi il gioco di parole, il momento che stiamo vivendo. La presenza di un'epidemia per la quale ancora non c'è una terapia definita, che produce comunque vittime, della quale si parla e si dicono tante cose che possono essere anche contraddittorie, è il bello della verità, no? Una verità a tutti i costi che però disorienta, e poi soprattutto anche non c'è solo una questione sanitaria, ma l'interconnessione con delle limitazioni personali, delle limitazioni di carattere economico, e addirittura abbiamo vissuto chiusi in casa, no? Una vera e propria, chiamiamola così, prigionia da un punto di vista proprio del valore semantico della parola. Ecco, come siamo pronti ad affrontare un secondo giro di questa situazione quando ancora non eravamo usciti dal primo, se da un punto di vista mentale, perché si dice che il trauma, che comunque piccolo o grande che sia tutti quanti noi abbiamo subito, si elabora nel tempo. Quindi che dobbiamo fare? Beh sì, il tema è proprio se eravamo pronti, se ci eravamo preparati. Stiamo assistendo al fatto che questa seconda ondata pare coglierci un po' impreparati. Nel senso Una che seconda volta, quindi. Sì, eravamo un po' presi dall'euforia di essere finalmente usciti da questo primo blocco, quindi volevamo un po' illuderci che il peggio fosse passato. Sicuramente per affrontarlo diversamente questa volta dobbiamo metterci in un'ottica di prevenzione, cioè non farci cogliere all'improvviso da una situazione che ci fa cambiare tutte le nostre abitudini, anche i nostri programmi da un momento all'altro. Questa volta dovremmo appunto prevenire, metterci in un'ottica di cavalcare l'onda, quindi prepararci a un periodo di medio termine nel quale dovremo convivere con delle limitazioni, quindi preparare dei nuovi progetti, delle nuove abitudini familiari, anche delle nuove abitudini quotidiane in un ambiente più ristretto, quindi conservare anche la nostra mobilità, degli orari per i pasti, per il riposo, trovare nuove modalità per rimanere sempre in contatto con i familiari. Quindi viverlo non come un'emergenza che durerà poco tempo, ma come un diverso stile di vita che forse dovremo mantenere in un medio termine, che prima o poi cambierà, ma con il quale dobbiamo convivere in maniera accettabile. Hai parlato di progetti. Nel termine progetto è insita una visione che non si può neanche più usare il suo termine positivo, no? Perché può essere una visione però di speranza, di ottimismo, che sembra non esserci in questo momento, perché non sai neanche che cosa potrai fare domani, non se sarai contagiato dal virus, come eventualmente ti potrà contagiare, come potrà contagiare i tuoi cari, quindi un'apprensione di carattere legato alla salute, ma anche come questo virus potrebbe anche condizionare ulteriormente la tua vita professionale, la tua vita familiare, eccetera. Ecco, da questo punto di vista, come si fa a fare progetti? Perché lei parlava di progetti connessi alla famiglia e immediatamente io penso, e chi la famiglia non ce l'ha? Può fare altri tipi di progetti, quindi progetti legati alla carriera, al tempo libero, comunque progetti per se stessi. Io sicuramente penso che l'unico modo per uscirne più o meno indenni, tutti ne usciranno con delle personali ferite, ma per sopravvivere indenni è necessario mantenere una progettualità che non è un cieco ottimismo del tipo appunto andrà tutto bene e subito e senza sforzo, ma è un essere proattivo, cogliere gli elementi positivi che possiamo portare con noi in ogni situazione, cioè cogliere l'aspetto che vorremmo un giorno ricordarci. Qualche giorno fa facevo anche un momento di formazione insieme a un gruppo molto ampio di colleghi, eravamo circa un centinaio, ecco, e ci trovavamo per l'ordine delle psicologhe e degli psicologi a fare formazione, e una delle cose che ho detto
nel piacere di ritrovarci anche con i colleghi, nel poterci soffermare, prenderci degli spazi di riflessione. Vorrei che un giorno, citando Walt Whitman, almeno ricordassimo, eravamo insieme, tutto il resto del tempo l'ho scordato. Quindi sì, sicuramente facciamo tutti personalmente fatica, tutti abbiamo anche dei danni, delle limitazioni a livello economico, a livello emotivo, a livello relazionale, però dobbiamo cogliere qual è l'aspetto che possiamo costruirci in senso positivo, rimettere a posto il curriculum, studiare una nuova materia per un futuro avanzamento di carriera, un ripensare alla propria vita futura, magari anche ripensare alle relazioni, qual è il nodo nelle relazioni che in questo momento mi fa soffrire, e su questo posso lavorare per riuscire poi a ripartire più forte di prima. Dico una assurdità se affermo che la necessità, no, di essere limitati in qualche modo diventa un'occasione che non avevamo quando avevamo la vita pienissima e dicevamo non ho tempo. Adesso in qualche modo, per una situazione al di fuori della nostra volontà, ci viene offerta un'occasione di tempo anche per la riflessione diventa prioritaria, no? Perché interrogarsi su qualcosa su un binario che si è rotto, necessariamente non posso continuare ad andare avanti alla velocità della luce, mi devo fermare e capire dove cambiare, che strada cambiare. Ecco, può essere questa un'occasione, può essere letta come opportunità. Può essere, ma bisogna anche avere gli strumenti per poterla cogliere questa opportunità. Questo è un periodo di crisi e storicamente le crisi nella vita delle persone sono sempre una specie di spartiacque. Sono tagli, se sì, si fa un'analisi etimologica. Dal quale si può uscire appunto più maturi, rafforzati, oppure può essere il momento nel quale inciampo definitivamente. Quindi sicuramente in questo momento di fermo obbligatorio si può prendere lo spunto per riflettere, per maturare, per rivedere una serie di relazioni oppure di vissuti emotivi ancora non risolti. Però bisogna avere, per poter fare questo salto, già delle risorse interiori. Persone probabilmente già fragili, già in una situazione di difficoltà, potrebbero invece avere lo scalino che li fa cadere più velocemente, quindi possono avere invece necessità di un aiuto maggiore, perché ci sono persone troppo in difficoltà appunto per potersi fermare e guardare in faccia quel vuoto che lei diceva che si portavano dietro, oppure quei conflitti che non volevano vedere. Quanto la difficoltà economica spaventa, secondo lei, più di una difficoltà sanitaria? Beh, in questo secondo appunto mini o soft lockdown sicuramente il problema economico inizia a spaventare di più del problema sanitario. Nella prima ondata c'era una paura diffusa di morire ed era forse la paura prioritaria. Andando avanti nel tempo comincia a esserci anche la paura di non riuscire a vivere, che è forse ancora più angosciante, e quindi in questo secondo lockdown io penso che anche la società deve molto avvicinarsi, farsi forza, essere più coesa per aiutare un po' tutti gli strati della popolazione, per poter appunto avere una speranza che la vita è possibile e gestibile anche in questa situazione. La prima fase ci ha colto di sorpresa. Nella prima fase forse non avevamo gli strumenti della conoscenza di quello che ci stava capitando, ma magari avevamo più energia. Adesso nella seconda fase conosciamo che cosa ci può capitare, però siamo stanchi perché siamo esausti da una situazione che si protrae comunque da 8 mesi. Siamo più a rischio ora o eravamo più a rischio? Cioè la prima fase ci ha fortificato o ci ha indebolito? Nella prima fase c'era un'ansia dovuta alla confusione perché era appunto la prima volta, la novità, però eravamo anche un po' più ottimisti nel ricevere le informazioni che arrivavano da fuori. C'era anche una naturale fisiologica negazione che potesse essere un problema insormontabile, quindi si è passati subito al ce la faremo, lo risolveremo. Questa seconda fase invece l'ansia è più collegata a un vissuto di impotenza, vuol dire abbiamo già fatto uno sforzo, ma perché non è servito? Potrebbe non servire di nuovo, e quindi l'impotenza è sicuramente un'emozione molto più pesante da gestire rispetto all'ansia della prima fase.
Questa impotenza, sulla base dell'osservatorio di cui voi disponete, è un'impotenza di fronte a qualcosa che è più grande dell'uomo o un'impotenza dettata da chi doveva prendere delle decisioni, da quello che percepite, no? Dal racconti anche delle persone che magari si rivolgono a voi, un'impotenza, cioè è stato fatto, è stato sbagliato qualcosa, andava gestito in maniera diversa, quale tipo di risposta ha la gente comune nel valutare il suo stato di frustrazione, di impotenza? Perché lei prima diceva, forse nella prima fase, questo ottimismo era anche legato probabilmente al credere che qualcuno, o gli scienziati o i politici, se ne stessero occupando. Però, e quindi la prima risoluzione, perlomeno in Veneto, che poi non si può dire perché insomma i danni ci sono stati, però ti dava l'idea che insomma hanno saputo contenere. È verso le persone che devono decidere, verso, chiamiamoli così, leader, o è qualcosa che va al di là di ogni individuo? Quindi è una disillusione verso la società o la presa d'atto che esiste qualcosa che l'uomo non può governare? Quindi anche un po' un riflettere sul fatto che l'uomo ha i suoi limiti, deve morire, non è eterno, non è onnipotente, che magari era qualcosa che si era un po' sfuggito di mano o di vista. Diciamo che è un incontro di entrambi i fattori. Da una parte è una situazione completamente nuova, almeno completamente nuova negli ultimi, penso, 100 anni, penso la spagnola sia stata circa 100 anni fa, quindi è obiettivamente una situazione nuova che nessuno era pronto a gestire. Quindi io non mi spingerei mai a dire le istituzioni non hanno saputo gestirla, perché tutti ci siamo ritrovati. Chiedevo i pazienti, le persone che si rivolgono a voi, che cosa manifestano? Sì, Qual è il certo. sentimento più diffuso? Ecco. Sì, volevo arrivare al fatto che da una parte effettivamente c'è stato un tipo di gestione verso un evento nuovo e che quindi va per approssimazioni, a volte per tentativi ed errori, e c'è dall'altra parte un'aspettativa un po' magica, che ci sia qualcuno che se ha un ruolo vuol dire che per il ruolo che ha sa sempre che cosa fare, e quindi un iniziale affidarsi totale, al quale è seguito anche una completa disillusione. Dovevi sapere tutto, dall'altra parte no, non sai nulla, e quindi questo carica ancora di più la rabbia verso le aspettative tradite. C'è più paura di fronte a un evento di questo genere? Si sviluppa nell'essere umano, se si può fare una generalizzazione, si sviluppa più paura, più rabbia, disillusione, rassegnazione, menefreghismo, fatalismo. Ognuno reagisce personalmente con una o anche insieme con tutte queste emozioni, quindi è difficile dire che ce ne sia una che supera le altre. A volte anche la stessa emozione si può esprimere in modalità diverse, quindi la rassegnazione c'è chi l'esprime con completa apatia, quindi non mi sveglio neanche la mattina, non mi vesto, tanto non devo andare da nessuna parte, oppure quella rassegnazione può trasformarsi in rabbia verso qualcuno, può trasformarsi in maniacalità, quindi ci incontriamo lo stesso, facciamo lo stesso una festa perché tanto il problema non esiste, per riuscire Quindi a... si nega, è un meccanismo di difesa la negazione? Sì, è un meccanismo di difesa dalla depressione. Ma è un meccanismo di difesa che evidenzia una fragilità, perché da un lato sia il negare che anche il porsi in maniera titanica, no? Affrontiamo tutti insieme, andiamo e combattiamo, sono due facce di una stessa fragilità. I meccanismi di difesa in linea di massima vengono utilizzati da tutta la popolazione, quindi sono meccanismi fisiologici. Quando vengono utilizzati in maniera eccessiva o estrema, quindi arrivare a negare che il virus esiste, arrivare ad agiti di vera aggressività verso i familiari, verso le istituzioni, quindi sono un eccesso di meccanismo di difesa, ma nel nostro piccolo, nel quotidiano, tutti noi abbiamo dei meccanismi di difesa che sono anche sani e salutari, che ci permettono appunto di andare avanti. Una situazione come questa è un unicum, parlo in questo periodo perché la storia ci insegna che ci sono state, lei prima citava la spagnola, però voi siete anche specializzati, no, nell'emergenza, ad affrontare le situazioni di emergenza, però questo
È una situazione particolare, unica o confrontabile con altre situazioni drammatiche? Penso a un terremoto, penso anche a una crisi economica dilagante, penso al terrorismo stesso. Cioè, se ci sono delle situazioni, perché qui è un nemico invisibile, riguarda la salute, di cui non si conosce l'origine e che si protrae. Quindi non si riesce a classificare, nemmeno nella sua drammaticità. Sì, dice bene, è un nemico particolare che non è visibile, è un nemico particolare che ognuno invisibilmente può portare dentro di sé, ma poi nello specifico è un nemico che possono avere dentro di sé anche le persone che mi sono care, quindi è un evento che non si può equiparare a terremoti, inondazioni, a tutto ciò di cui abbiamo fatto esperienza anche nei tempi più recenti, perché di fronte a un terremoto la popolazione può compattarsi nella ricostruzione, qualcosa che facciamo assieme per uscirne indenni. In qualche modo anche rispetto al terrorismo, per quanto un nemico un po' più subdolo e invisibile, il terrorismo è sempre altro da noi, è qualcosa che viene da lontano. Mentre nel caso del virus, il virus può annediarsi proprio nella persona che mi è cara, la persona che io vorrei vicina, quindi crea anche una lotta interna, una frattura, perché io vorrei avvicinarmi, ma allo stesso tempo ho paura della persona che ho vicino, il familiare, vorrei andarlo a trovare, ma non so se sarò pericoloso per lui o lui può essere pericoloso per me e quindi devo convivere con questo conflitto interiore tra i desideri che ho di vicinanza, la paura che quelle stesse persone che vorrei vicino mi potrebbero fare del male o che io stesso potrei essere un virus per le altre persone e questo rende anche molto più difficile appunto il compattare la società, l'idea che dobbiamo aiutarci l'un l'altro per uscire indenni da questa situazione. Appunto, noi parliamo sempre di distanziamento sociale, che è un ossimoro, perché la socialità è avvicinamento, il distanziamento, individualismo, isolamento. Lei faceva riferimento, no, all'impossibilità di dare una risposta corale in senso fisico, in questo caso in cui è obbligatorio stare distanziati. Ma questa coralità si può recuperare, questa solidarietà si può recuperare proprio perché non lo so, il pericolo può essere ovunque, si può recuperare in un atteggiamento collettivo di salvaguardia, penso alla mascherina piuttosto che al rispetto di certe norme che sono un rispetto poi del prossimo. Certo, infatti molti preferiscono parlare di distanziamento fisico anziché di distanziamento sociale e soprattutto non di distanziamento emotivo. Qualcosa che ci può far uscire anche da quel vissuto di impotenza è appunto ricordarci che ognuno di noi invece può fare la sua parte, può contribuire sia alla non diffusione del virus e anche alla non diffusione degli effetti collaterali del virus, quindi possiamo tutti impegnarci non solo nei comportamenti proattivi di difesa del prossimo, che è di conseguenza anche una difesa di noi stessi, ma possiamo tutti impegnarci nella salvaguardia del benessere psicologico, emotivo, relazionale ed economico del prossimo, quindi ricordarci di chiamare le persone che ci sono solamente fisicamente distanti, ricordarci che molte persone in questo momento temono appunto di essere nocive per le altre e quindi difficilmente fanno il primo passo. E allora perché non farlo noi? Chiamare, dire sai mi sei mancato, ti ho pensato, continuare a mantenere vivo questo discorso relazionale e anche continuare a contribuire in tutti i modi possibili all'economia. Sappiamo che ci sono alcune persone che economicamente si sentono in questo momento maggiormente minacciate. Far sentire la vicinanza, in qualche modo io continuo a contribuire all'economia della società, anche da casa, anche con lezioni virtuali, con acquisti virtuali, in qualunque modo posso essere sempre un attore partecipe della società. Tutto questo calza perfettamente quando si parla di popolazione adulta, ma ci sono gli estremi, no? Di questa popolazione adulta che sono gli anziani, ma ci sono anche i bambini e i ragazzi ai quali stiamo togliendo, non per colpa, comunque delle esperienze che sono fondamentali nella crescita, perché mentre gli adulti possono stare distanziati perché possono insomma
possono resistere perché hanno sperimentato, no, la socialità, i bambini, i ragazzini, che sono questi gli anni in cui loro, per i ragazzini e per i bambini, un anno sono 20 anni di un adulto. Ecco, che tipo di ripercussioni possono avere questi bambini in formazione e man mano gli adolescenti? Questo obbligo dello stare lontani, questo obbligo è come se fossero un po', stessero vivendo in una sorta di prigione per la loro età. Beh, in questo periodo innanzitutto dobbiamo dire che tutti gli strati sociali comunque stanno vivendo una grande fatica, una grande sofferenza, perché anche la fascia di mezzo, quella degli adulti, comunque deve non solo occuparsi di se stesso e dell'economia della famiglia, ma deve appunto occuparsi delle popolazioni più fragili, i minori, gli anziani, certo. Che invece in questo caso, sì, per quanto c'è qualcosa di anomalo, ecco, una nuova... Una diversa adolescenza sicuramente, di quale non sappiamo obiettivamente gli effetti, perché non ci sono degli studi su ciò che sarà. Certo. Quindi sono solamente delle ipotesi che noi facciamo. Di sicuro i bambini hanno anche maggiori capacità poi di recupero, quindi la cosa essenziale che dobbiamo fare è prenderci cura di loro, quindi continuare a creare più possibilità di mantenere uno stile di vita attivo, di seguire la scuola in tutti i modi possibili, di rimanere in contatto con amici, familiari, anche di elaborare la situazione, quindi di poterne parlare in famiglia, di poter esprimere anche i propri dubbi, i propri vissuti, le paure che anche i bambini fanno. Non pensiamo che i bambini siano in un altro mondo e non ascoltano le notizie, le ascoltano e le interpretano a loro modo, quindi prendere l'occasione per parlare insieme a loro dei vissuti che hanno in questo momento, per poter a loro volta elaborare eventuali paure, eventuali tristezza, anche un eventuale vissuto di scoraggiamento nel vedere per una seconda volta un anno scolastico che in qualche modo stenta ad andare avanti. Quanto è importante per un bambino, un ragazzino, un adolescente essere in presenza a scuola, nelle sue attività pomeridiane? Cioè, che tipo di impatto può avere sulla sua crescita il fatto che progressivamente ha delle limitazioni, insomma, dalla scuola e magari si parte, come dice lei, soprattutto anche magari nel cambio ciclo di una didattica, cioè la didattica a distanza necessaria sì, ma solo quando è estremamente necessaria, certo. È questa la linea? Sì, diciamo che la didattica a distanza non è il miglior mondo possibile, potrebbe essere in questo momento l'unico modo sostenibile. Io mi auguro che si cerchi in tutti i modi di mantenere un legame dei bambini con la classe e con i professori in presenza, perché i bambini, gli adolescenti hanno bisogno anche di socialità e hanno bisogno di vedere le persone. E i bambini poi abbiamo visto nel primo mese di scuola i feedback che ho avuto rispetto soprattutto ai bambini delle elementari è che sono molto capaci di apprendere le regole e di mantenere le richieste nel momento in cui sono fatte in maniera chiara. Anche rispetto agli adolescenti, i feedback che ho avuto da diversi insegnanti a scuola è che gli adolescenti comunque hanno fatto il possibile per mantenere le regole e quindi fare in modo che la scuola continuasse a funzionare. Non ho sentito nessun bambino, nessun adolescente essere contento di tornare nella didattica a distanza, perché comunque è un isolamento dal mondo, è anche uno stare in un ambiente dove probabilmente devono convivere con genitori, fratelli che hanno anche delle altre attività, giustamente, perché come si diceva ormai dobbiamo metterci in un assetto di medio periodo, quindi i genitori devono continuare a lavorare, i fratelli devono continuare a fare anche le loro attività ed è comunque la didattica a distanza in questo momento nella quale noi non eravamo preparati, anche una didattica che spesso lascia indietro proprio le parti della società già più a rischio, quindi non tutte le famiglie hanno la possibilità dove ci sono più fratelli di avere più device, eccetera. Non c'è la possibilità per tutti i bambini di essere seguiti a casa nella didattica a distanza, quindi soprattutto per le popolazioni più fragili la didattica a distanza rischia di aumentare
il divario. Anche perché diventa più faticoso, no? È sicuramente più faticoso, assimilare. è più faticoso stare in video, infatti normalmente le lezioni che si fanno in didattica a distanza non sono di un'ora, ma le riducono a 45 minuti perché è necessario comunque avere questi 10 minuti di ripresa. È più difficile anche per i professori, non è sicuramente la situazione preferibile per nessuno. Visto che lei parlava di progettualità e di trovare un po' le cose positive anche nelle situazioni estreme, indubbiamente prima del lockdown ci lamentavamo che i nostri ragazzi stessero troppo davanti al telefonino, davanti ai computer, eccetera, eccetera. La didattica a distanza può essere, leggiamola così, un invito un domani a riscoprire il piacere, no? Magari del rapporto vis-à-vis e quindi dello spegnere ogni tanto il telefonino, cioè magari si arriva a quella, ci si rende conto che si viveva virtualmente, quando poi la realtà ti viene tolta, la virtualità diventa stretta, un po' come una control room. Ecco. Non sappiamo ancora se l'effetto paradosso sia di voler ritornare nelle relazioni in presenza oppure di abituarsi, come molti cancellare la realtà. Sì, come molti temono, di creare sempre più una fascia di popolazione che vive le relazioni solo sui social. È difficile dire quello che sarà. Quello che invece possiamo dire di aver visto in questo primo periodo è che comunque i bambini e gli adolescenti non vivono veramente le relazioni online come noi pensiamo. Tutta quella fase degli aperitivi e dei ritrovi è stata fatta dagli adulti, ma in realtà i bambini e gli adolescenti non si sono così cercati per le relazioni online. Gli adolescenti, per esempio... Non rinnegano la necessità del gioco di squadra, chiamiamola così. No, e non si affidano a questo tipo di relazioni, non hanno cercato di mantenere un contatto via Zoom. Spesso gli adolescenti, quando usano questi strumenti, fanno video su TikTok, ma il video è un io ti faccio vedere me, ma non è io dialogo insieme a te. Quindi è un palcoscenico. È un palcoscenico e quindi non è una relazione che può supplire quelle altre relazioni che appunto non ho quando vado a scuola, quando insieme camminiamo verso la classe. Questo palcoscenico, adesso magari esuliamo, serve sempre di più ai ragazzi perché si sentono invisibili o perché è un nuovo modo di vivere la crescita, l'adolescenza? Può essere entrambi, ci sono degli adolescenti che si sentono invisibili per una serie di questioni, come diceva prima Antonella, siamo in una società che si è abituata ad andare molto di corsa e quindi rischiamo di non vedere le persone che abbiamo a fianco, di non vedere i bambini, di non vedere poi gli adolescenti che spesso non parlano. Dall'altra parte è anche una società che per molti anni ha molto puntato sull'apparire, anche sulle possibilità di carriera che possono essere collegate all'apparire. Quindi è una generazione che è cresciuta con l'idea che apparire può essere a volte più importante di essere. Questa epidemia ci sta un po' tutti omologando, nel senso che siamo tutti uguali di fronte al virus? Beh, potrebbe essere una frase positiva, nel senso che siamo tutti nella stessa barca, e quindi solo se remiamo insieme torno sempre a quel ritorno, alla riflessione su se stessi, che forse una vita troppo veloce. Lei crede che questa epidemia possa essere un momento che alcuni dicono che l'uomo rinasca, l'uomo, la donna rinasca migliore, oppure... Allora, io non sono così fatalista da pensare che dipende dal momento, io penso che dipenderà da noi, quindi da quello che ognuno di noi farà. Potremmo uscirne migliori, ma solo se ognuno di noi si impegna appunto a fare il proprio pezzettino per uscirne migliori. Io ho sempre amato la frase di Madre Teresa di Calcutta che diceva: il mare è fatto di gocce, ma se ne manca anche solo una goccia, il mare ne sente la mancanza. Per chi si sentisse smarrito in questo momento, quale consiglio? Di affidarsi anche magari a dei professionisti? Beh, sicuramente di affidarsi alla propria rete sociale, quindi
cercare appunto di mantenere questi contatti sociali e laddove questi non bastassero, cercare l'aiuto di un professionista, verificare che questo professionista abbia titoli per aiutarlo. Noi abbiamo un sito dove sono presenti i nominativi di tutti gli iscritti all'albo, quindi si può verificare di trovare un professionista competente titolato. Tra l'altro quasi tutti i professionisti del Veneto si sono ormai attrezzati per poter aiutare anche online, quindi fare colloqui anche a distanza. Le psicologhe e gli psicologi non si sono mai fermati, anche durante il primo lockdown, non hanno mai abbandonato le persone che seguivano e che hanno cominciato a seguire durante e dopo. E chi ha la presunzione di non aver bisogno di aiuto di nessun tipo, che lei prima citava una situazione di questo genere, perché è una situazione, ciascuno di noi vive dei traumi personali nel corso della vita, però questa è una concentrazione, no? Perché comunque ti giri, siamo tutti coinvolti, quindi dei segni rimangono in tutti. Ecco, chi ha la presunzione di dire, beh, tanto la cosa non mi tange? È già una fragilità, non avere il coraggio, la forza di chiedere aiuto. Io ringrazio con questa considerazione che io personalmente condivido, ringrazio Fortunata Pizzaferro, vicepresidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto, ringrazio voi per averci seguito anche questa mattina, sperando di avervi fatto cosa utile nel cercare di capire come si reagisce di fronte a questa pandemia. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alle edizioni del Telegiornale. Grazie, arrivederci.